Iniziato oggi in aula bunker con la costituzione delle parti civili il maxi procedimento per la camorra Eraclea nel litorale veneziano, 76 indagati, l'ex sindaco Mestre chiede giudizio immediato, il procuratore Cherchi, siamo solo all'inizio. Guerra Stati Uniti-Iran, il capo nazionale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria invia una nota ai direttori delle carceri, alzare il livello di allerta per rischio minaccia terroristica. Da Vicenza ad Aviano, sedi delle due basi americane più importanti del nord-est, clima tra attesa e incertezza per l'escalation della guerra tra USA e Iran dopo il contrattacco della scorsa notte. Commozione e dolore questa mattina a Mestrino, dove si sono celebrati i funerali del piccolo di 5 mesi morto dopo essere stato cullato in maniera troppo forte dalla mamma, la donna ora indagata per omicidio preterintenzionale. Fa discutere l'annuncio di entrata in funzione del Mose entro 6 mesi. Tra i perplessi Luigi Dalpaus, professore emerito di idraulica all'Università di Padova, che esprime più di un dubbio. Incubo PM10 a Padova dopo 9 giorni consecutivi di superamento dei valori, pronta a scattare l'allerta rossa. ARPAV, non si prevedono piogge. Il Veneto è al primo posto nella classifica delle regioni che assicurano le migliori cure ai cittadini. I dati della nuova griglia dei livelli essenziali di assistenza su 33 indicatori. Il modello di lavoro che il primo ministro finlandese risultava aver lanciato, salvo poi smentire tutto, nella Marca c'è già l'apripista, ben 6 anni fa, un'azienda di Mosnigo di Moriago, e gli affari vanno a gonfie vele. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Allora partiamo dall'avvio oggi con la costituzione delle parti civili del maxi procedimento per la camorra a Eraclea e nel litorale veneziano. In 76 alla sbarra con varie accuse, dalla rapina all'estorsione, chiesto il giudizio immediato per l'ex sindaco Mirko Mestre. Era dai tempi di Felice Maniero e della Mala del Brenta che all'aula bunker di Mestre in via delle Messi non si vedeva un via vai simile di avvocati, decine tutti schierati per il processo di camorra più grave che il Veneto ricordi, come sfondo Eraclea e il litorale veneziano, 76 indagati, dei quali ben 37 con l'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso, ma il rosario dei capi di imputazione articolato dalla rapina allo spaccio di droga, estorsioni, traffico d'armi, illeciti fiscali. Nella prima giornata dell'udienza preliminare, Presidenza del Consiglio, Ministero dell'Interno, CGIL e Associazione Libera hanno chiesto di costituirsi parte civile. Nessuna richiesta da enti locali come Regione o Area Metropolitana, né tantomeno dal Comune di Eraclea. Dopo l'appello di rito alle costituzioni, alle 12.30 il rinvio da parte del GUP Andrea Battistuzzi, si andrà a oltranza dal 16 gennaio al 6 febbraio. Ogni posizione sarà attentamente vagliata. 20 giorni di sprint giudiziario anche per scongiurare lo scadere delle misure di custodia cautelare. Un sistema, quello di Eraclea, che secondo l'accusa ruotava attorno a quello che è stato definito il boss dei boss del litorale, Luciano Donadio. 50 le contestazioni a suo carico. Donadio si trova alla sbarra con i 2 figli. Abbiamo già fatto una scelta in linea di massima di andare al Dibattimento, che è l'unica sede deputata dove verificare la consistenza e la sussistenza delle varie accuse particolarmente gravi, quindi quella è la sede deputata per fare le verifiche, cosa che quindi difficilmente si può fare in rito abbreviato, dove si va a discutere solo sul materiale che è stato acquisito dal pubblico ministero. Ha giocato d'anticipo la difesa dell'ex sindaco di Eraclea Mirko Mestre alla sbarra per voto di scambio. Per lui la richiesta è di giudizio immediato, mentre in aula bunker la contabilità è in evoluzione. Sarebbero 2 al momento le richieste di patteggiamento, 17 di rito abbreviato. Di certo si preannuncia un dibattimento da record con una 50ina di imputati, molti da Eraclea e dintorni, tanti dal Casertano, e non mancano persone originarie e residenti tra Padovano e Trevigiano. Più della metà, viste le nuove normative, saranno in videoconferenza dai rispettivi carceri, novità che non piace all'avvocato di Donadio, che attualmente si trova in carcere a Nuoro. Cercheremo di ottenere anche un avvicinamento in modo da avere un contatto diretto. Già è penalizzante per la difesa pensare a un processo in videoconferenza, perché ovviamente non c'è quella contestualità che permette uno scambio continuo e diretto col proprio assistito. Se in più consideriamo che ogni volta che dobbiamo approfondire qualche elemento difensivo dobbiamo recarci a Nuoro, capirete che non è certamente semplice e non agevola una corretta linea difensiva.
E riferendosi alla camorra sul litorale, il procuratore capo antimafia di Venezia, Bruno Cherchi, oggi presente all'udienza preliminare, ha parlato di segnale grave e importante per l'intero Veneto. Tanto si deve fare ancora, ma mancano magistrati e personale. È un processo di rilievo importante, forse uno dei più importanti procedimenti penali che viene iniziato nel Veneto contro la criminalità organizzata, che sia una via di non ritorno, lo speriamo. È più di una speranza quella che arriva dal procuratore distrettuale antimafia Bruno Cherchi, che il 19 febbraio scorso coordinò l'operazione congiunta di polizia e Fiamme Gialle contro la camorra sul litorale veneziano, sequenze di un blitz scattato all'alba e che ha modificato per sempre la geografia criminale a nord-est. Eraclea oggi rischia di essere il primo comune veneto sciolto per mafia e a decidere sulle sue sorti è in queste settimane il Viminale. In ballo per Cherchi c'è l'essenza stessa della democrazia. È un segnale importante ed è un segnale grave, è un segnale importante perché lo Stato, nell'espressione del prefetto, ha preso atto e ha sostenuto nella sua proposta al Ministro questa situazione. È un fatto però anche grave perché per la prima volta in Veneto e mi pare nel nord-est in generale viene proposto lo scioglimento di un consiglio comunale, quindi di un organo prima espressione dell'attività democratica in un paese per infiltrazione di criminalità organizzata. Questo è un fatto che secondo me dovrebbe preoccupare tutti coloro che hanno a cuore le istituzioni democratiche del nostro Paese. Ma per preservare le istituzioni servono tribunali che lavorino a pieno regime, da qui l'allarme. E qui nel Veneto è particolarmente preoccupante l'assenza di magistrati, non riusciamo ad avere l'organico, neppure l'organico come dire, che non è sufficiente, ma neppure quello riusciamo ad averlo completo, per non parlare del personale di segreteria. È un problema che non spetta a me risolvere, io posso in continuazione sollevarlo, diventando anche noioso per questo. E non c'è solo Eraclea, se nelle prossime ore a Verona prenderà il via il processo contro la cosca Multari, il 23 gennaio si aprirà sempre in aula Bunker a Mestre anche il maxi processo contro l'Andrangheta dopo l'operazione Camaleonte in 53 alla Sbarra, un altro colpo alla criminalità organizzata a nord-est, ma la strada è ancora lunga. Qualcosa quindi necessariamente si è smosso, diciamo che siamo ai primi passi. E dopo l'udienza preliminare per le infiltrazioni mafiose nei comuni del litorale è intervenuta la deputata Arianna Spessotto del Movimento 5 Stelle, che ha dichiarato: mi sembra grave che i comuni, la Regione Veneto e le associazioni di categoria non si siano costituiti come parte civile. Sarebbe stato un segnale forte, una presa di posizione contro un fenomeno illegale che, comunque lo si chiami, sta pesantemente inquinando la cultura e l'economia del territorio del Veneto orientale. E il capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini, ha inviato oggi una nota ai direttori e ai comandanti degli istituti penitenziari per elevare il livello di allerta e di sensibilità nei confronti di un possibile innalzamento della minaccia terroristica. L'iniziativa è stata presa in considerazione dell'attuale scenario internazionale e della recente crisi dei rapporti tra Stati Uniti e Iran a seguito dell'uccisione del generale Soleimani. E in seguito proprio a questi eventi le basi americane sono blindate. Siamo andati a Vicenza, alto il livello di attenzione, non manca la preoccupazione in città, la crisi internazionale mette a rischio anche l'economia. Missili contro le basi USA in Iraq, la risposta iraniana all'uccisione del generale Soleimani non si è fatta attendere. Le guardie della rivoluzione islamica fanno sapere che è iniziata la vendetta, un monito, un presagio di nuovi attacchi ed invitano a ritirare le forze. Intanto sale il livello di guardia attorno alla base americana a Vicenza, che già nei giorni scorsi, dopo l'uccisione del generale, avevano visto partire e di fatto schierare nei territori di guerra alcuni contingenti. Il rischio di un'escalation della tensione è nell'aria, anche se al momento tutto sembra
sembra concentrarsi al di là del Mediterraneo, ma la preoccupazione è palpabile. Inevitabile che un po' di tensione ci sia, siamo sicuri che gli americani con le forze dell'ordine italiane stiano lavorando per garantire la massima sicurezza in città e ci sono anche, penso, delle riunioni a brevissimo in queste ore proprio per coordinarsi da questo punto di vista. All'esterno della caserma Ederle tutto sembra continuare come se nulla fosse, mentre si definiscono piani e strategie che porteranno probabilmente alla partenza di altri uomini e alla definizione ancora più stretta della sorveglianza su siti sensibili. Una tensione, quella tra Stati Uniti ed Iran, che apre anche ad un difficile scenario economico per le nostre aziende, con il prezzo del petrolio che schizza alle stelle e i mercati in picchiata. Il Medio Oriente è un'area importante anche per l'economia vicentina, bisogna sicuramente fare in modo che l'Unione Europea si attivi anche per calmierare la situazione, aiutare e contribuire a calmierare la situazione, anche perché ci sono dei risvolti economici, non solo appunto di sicurezza effettivamente. Da Vicenza ad Aviano, dove ha sede un'altra importante base a Stelle e Strisce, il clima anche qui è di attesa. Il vento di guerra del Medio Oriente soffia anche nella base statunitense più importante del Mediterraneo. Gli F-16 sorvolano Aviano, anche se la gente in paese quasi non se ne accorge. Qui tutti sono abituati a sentire il roboante rumore dei cacciabombardieri. Le manovre qui si confondono con le esercitazioni che la base svolge incessantemente da più di 60 anni in questo territorio. Il traffico aereo conferma comunque che tra le truppe americane la tensione è molto alta. Cresce spontanea di conseguenza la preoccupazione fra qualche residente che la base possa divenire l'obiettivo di un attentato. Questo è poco ma sicuro. È per quello magari che si scatena un po' di timore, di paura? Credo. Anche un cittadino americano è moderatamente preoccupato. Non è bella la situazione, chiaramente l'Iran ha lanciato dei missili ieri notte in Iraq, questo non è un bel segno. C'è pericolo secondo lei che la base di Aviano sia oggetto di attentati o... Non avrei idea, però non si sa mai nel mondo di oggi. Per la maggioranza dei cittadini di Aviano però c'è da stare tranquilli. Dall'Iran fin qua noi viene. E terrorismo? Ma che terrorismo? Avremo più poliziotti e carabinieri qua che no a Roma. Non credo ci siano pericoli. Fino adesso non è mai successo niente. Secondo lei si sono rafforzati i controlli in questo periodo? No, è sempre la solita routine. Per il sindaco di Aviano, Ilario De Marco Zompit, la situazione è sotto controllo ma di relativa tranquillità. Sembra che sia tutto normale, è evidente però che la situazione internazionale pone sicuramente degli innalzamenti dei livelli di sicurezza, no? Perché ritengo che il contesto internazionale, soprattutto il contesto nel Mediterraneo, sia assolutamente effervescente in questo momento. Cosa auspica lei, sindaco? Si eviti di ricorrere alle armi. Bisogna assolutamente interrompere senza perdere tempo questa escalation di morte e ritorsioni finché siamo in tempo, secondo Don Franco, sacerdote di Aviano. È una polveriera che si è accesa, nessun tipo di guerra è mai giustificabile, nessuna uccisione è mai giustificabile. Se andiamo avanti qui ci roviniamo, c'è un mondo di pace, di fraternità, di convivenza. Esatto, e di stare calmi, tutti devono stare calmi, siano gli americani siano gli iracheni. Ora una notizia di sanità, perché il Veneto è al primo posto nella classifica delle regioni che assicurano le migliori cure ai cittadini e toglie il posto al Piemonte, che scivola invece al quinto, mentre Campania e Calabria, pur se a fondo della classifica, migliorano nettamente i punteggi. Questi, a quanto si apprende, i dati della nuova griglia LEA, vale a dire dei livelli essenziali di assistenza, su 33 indicatori, dai ricoveri agli screening, che fa riferimento all'anno 2018 e verrà pubblicata dal Ministero della Salute. Il Veneto è in cima con 222 punti su 225. La classifica, che esamina solo le regioni a statuto ordinario e la Sicilia, prende in considerazione appunto 33 indicatori che vanno dall'adesione agli screening oncologici ai parti cesarei, dal tasso di vaccinazione ai ricoveri inappropriati. In base al nuovo patto per la salute siglato a dicembre, la griglia dei LEA sarà sostituita da un nuovo sistema di garanzia basato invece su ben 88 indicatori. Veniamo alla cronaca e alla commozione, al tanto dolore questa mattina a Mestrino, dove si sono celebrati i funerali del piccolo di 5 mesi morto dopo essere stato cullato
in maniera troppo forte dalla mamma. La donna ora è indagata per omicidio preterintenzionale. Accompagnata dal suono delle campane, la minuscola bara bianca esce dalla chiesa di Mestrino. L'addio commosso al neonato di 5 mesi, morto dopo essere stato cullato troppo forte dalla sua mamma. Il freddo pungente sembra congelare il dolore di una famiglia. Amici e tanti compaesani li abbracciano e in silenzio accarezzano il feretro del piccolo. Gli occhi gonfi di lacrime del papà, lo sguardo perso della mamma. Durante la cerimonia hanno sempre fissato la piccola bara. Adagiato sopra il feretro un cuore di roselline bianche. Difficile trovare le parole anche per il parroco. Don Sergio chiede di pregare per i 2 genitori. Il piccolo è stato un dono, come il bambinello del presepe ancora allestito nella chiesa di Mestrino. Un dono che ora è nelle mani di Dio, ha detto il sacerdote, un angelo in cielo che vi proteggerà sempre. Nella breve omelia il parroco ha ricordato che Dio è amore, non giudica mai, anzi comprende. Ho ricevuto tante telefonate di mamme che hanno espresso vicinanza e che hanno pregato per voi. Ho respirato comprensione, ha detto poi Don Sergio, rivolto ai genitori del piccolo. Alla vigilia dell'ultimo saluto al suo bambino, la mamma 29enne originaria del Bassanese è stata indagata dal pubblico ministero Roberto Piccione per omicidio preterintenzionale. Con questo nuovo reato rischia tra i 10 e i 18 anni di pena. Tuttavia si attende ancora l'esito dell'autopsia sul corpo del piccolo, che dovrà stabilire il grado di violenza con cui il bambino è stato scosso in quei momenti in cui, come dice l'avvocato della famiglia, la mamma ha avuto un blackout. Voltiamo pagina, fa discutere l'annuncio di entrata in funzione del Mose entro 6 mesi. Tra i perplessi c'è anche Luigi Dal Paus, professore emerito di idraulica all'Università di Padova, che esprime più di una perplessità dal punto di vista tecnico. L'annuncio a suo modo è storico e, come era prevedibile, ha suscitato più di una reazione. Tra 6 mesi il Mose potrà entrare finalmente in funzione in casi eccezionali per difendere Venezia e la sua laguna dall'acqua alta. Ma la dichiarazione del sindaco Luigi Brugnaro al termine di un vertice in prefettura con tra gli altri il commissario per il Mose Elisabetta Spitz e i rappresentanti del Consorzio Venezia Nuova non convince tutti. Mi sembra che ne siano dichiarazioni così, più che dichiarazioni ancorate alla realtà dei fatti, dichiarazioni legate alla speranza del sindaco. Non tanto tempo fa hanno dichiarato che tutto sarebbe finito il 31 dicembre del 2021. Questa accelerazione è un po' strana, ma evidentemente potrebbe anche essere così. Forse però è più una speranza che una realtà. Professore emerito di idraulica all'Università di Padova e autore tra l'altro di diverse pubblicazioni sulla laguna, Luigi Dal Paus rappresenta nel suo campo un'indiscussa autorità che segue con attenzione l'evolversi del Mose. A me sembra che le prove che hanno fatto su queste paratoie, anche l'ultima tanto propagandata ed esaltata proprio dal sindaco Brugnaro, non dicano dal punto di vista ingegneristico niente, perché una chiusura delle barriere in assenza di dislivelli di marea e soprattutto in assenza di moto ondoso, come invece nella realtà si verificherà, è una prova di scarso significato ingegneristico. Secondo Dal Paus, sul Mose si discute tanto, forse anche troppo, perché dal punto di vista tecnico rimangono diversi i punti da chiarire. Viviamo in un tempo in cui ciascuno di noi ama di più fare il mestiere degli altri che il proprio. Forse un ritorno al proprio mestiere fatto bene sarebbe auspicabile per tutti. Ora ci fermiamo per qualche istante, ma ritorniamo tra pochissimo. Sì. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, parliamo di fronte inquinamento perché il 2020 è partito male a Padova dopo 9 giorni consecutivi di superamento del valore delle PM10, pronto a scattare il semaforo rosso dall'ARPAV, dati sconfortanti, nei prossimi giorni infatti non si prevedono piogge. In questi giorni abbiamo una condizione meteorologica di inversione termica per cui gli inquinanti vengono schiacciati al suolo e la concentrazione delle polveri in aria aumenta. La situazione è abbastanza critica nella città di Padova, Vicenza, Rovigo. Quanti giorni ci sono stati di superamento?
Attualmente sono 9, domani saranno, salvo miracoli, saranno 10, per cui scatta l'allarme rosso previsto dall'accordo di bacino padano. Una grande macchia rossa che ricopre più di mezzo Veneto. Soffoca la nostra regione dopo giorni di nebbie e di sole. A Padova giovedì sarà allerta rossa, così come a Vicenza e Rovigo, ma lunedì prossimo la situazione potrebbe addirittura peggiorare. Via allora i blocchi stabiliti in caso di semaforo rosso dall'accordo di bacino padano, con stop ai veicoli commerciali, diesel Euro 4, ulteriori limitazioni sul fronte del riscaldamento e particolare attenzione a quello a biomasse. Eppure dei passi in avanti in questi anni si sono fatti, spiega il direttore generale dell'ARPAV. La buona notizia è che si possono vedere gli effetti nel tempo delle politiche che sono state intraprese per migliorare la qualità dell'aria. Negli ultimi 15 anni c'è un trend di progressiva riduzione delle concentrazioni in aria delle polveri sottili. Obiettivi raggiunti sul fronte delle medie anno, il problema restano gli sforamenti quotidiani. Le ordinanze di contenimento dello smog servono. Le misure sono necessarie, io mi spingerei anche a dire che anche laddove non ci sono ordinanze che impongono determinate scelte, la coscienza di ognuno di noi ci fa essere consapevoli del fatto che a volte non è necessario prendere l'automobile o che si può tenere 1 grado o 2 in meno in casa. Al Veneto anche il governo ha assegnato ulteriori fondi nella lotta contro l'inquinamento, circa 8 milioni di euro. Intanto facciamo i conti con i prossimi giorni che si annunciano a tutto smog. Le nostre previsioni, almeno fino alla settimana prossima, sono critiche. Oltre non mi spingo perché le previsioni diventano molto aleatorie. Il modello di lavoro che il primo ministro finlandese risultava aver lanciato, salvo poi smentire tutto quanto, quello della settimana di 4 giorni, nella Marca trevigiana c'è già. Lo attua da tempo un'azienda di Mosnigo di Moriago che tra l'altro dà lavoro a quasi tutte donne. Vera o no, la proposta attribuita alla premier finlandese Sanna Marin di ridurre la settimana lavorativa a 4 giorni da 6 ore ciascuno, idea che da più di qualcuno è stata bollata come inattuabile, insostenibile in Italia, a Mosnigo di Moriago c'è chi la mette in pratica da tempo. È Paolo Bortolini, imprenditore di 67 anni, titolare di un'azienda che dal 77 realizza prodotti in lamiera. Mi sono sentito quasi in dovere di rispondere in questi termini. Noi lo stiamo facendo, lo abbiamo fatto, abbiamo cominciato gradualmente circa 6 anni fa e da 4 anni lavoriamo 4 giorni alla settimana con tutti i dipendenti a part-time, perché la nostra filosofia ritiene che sia ora, ormai da anni, che cominciamo a pensare di lavorare meno e avere più tempo libero e una vita più sana e più tranquilla. Venerdì, sabato e domenica a casa, quindi per i dipendenti poco più di una decina, ma questo non ha influito negativamente sull'utile dell'azienda, anzi. Negli ultimi 8 anni la produttività intesa come fatturato su ora lavorata è raddoppiata. Secondo me è meglio lavorare meno rendendo di più. Un'altra questione è quella della tranquillità della vita, della serenità della persona. Se uno vive per lavorare, ben difficilmente ti rende come se lavorasse per vivere. Nel nostro piccolo abbiamo cercato di rendere la vita nostra e dei dipendenti un po' più tranquilla, un po' più serena, un po' più degna di essere vissuta, perché non c'è solo il lavoro a questo mondo. Il personale è quasi tutto a part-time, il che non significa stipendi risicati. Abbiamo fatto una scelta di destinare una parte di questo utile aziendale a un incremento delle retribuzioni che sono parecchio superiori a quel che sono i contratti nazionali. Nei periodi in cui il lavoro è tanto, chi può fa qualche ora in più, quando è poco ci si mette tutti d'accordo e si chiude 1-2 settimane o si prolungano le ferie estive, come ad agosto, quando le settimane consecutive sono state 5. Conciliare vita e lavoro diventa così più semplice, anche perché il personale è costituito in gran parte da donne, assunte quando qui la crisi economica ha colpito duro il settore principale, quello dei mobilifici, e più di qualcuna aveva il marito in cassa integrazione. Le donne mi hanno chiesto il lavoro, io gliel'ho dato, sono molto soddisfatto di questo, perché sono molto affidabili, molto precise, molto dedite a quello che fanno, non hanno grilli per la testa, sono soddisfatto di come lavorano le mie signore.
Questa sera dopo i nostri telegiornali a 20:10 ospite in studio sarà Alessandro Manera, assessore all'ambiente del Comune di Treviso. Certamente si tornerà a parlare di smog. Ora, proprio riferendosi anche allo smog, vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona serata. Bentrovati al meteo. L'alta pressione continua a stazionare sull'Italia, ancora non si vede all'orizzonte l'arrivo di una perturbazione che porti pioggia e che permetta un miglioramento della qualità dell'aria. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà soleggiato con cielo al massimo poco nuvoloso, tuttavia in pianura saranno possibili consueti banchi di nebbia, specie durante le ore più fredde della giornata. Temperature minime sotto zero praticamente ovunque, valori massimi compresi invece tra 4 e 9 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove anche qui sarà soleggiato dappertutto, il cielo sarà sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime fino a 6 gradi, massime sui 9 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, avremo anche qui un ampio soleggiamento, il cielo sarà sereno o velato su tutti i settori. Temperature minime sotto zero, massime sui 9 gradi. Dal meteo di Antena 3 è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.